Settimana scorsa, con la dottoressa Marirosa Iannelli, abbiamo delineato un Atlante geopolitico dell'acqua. Abbiamo parlato di water grabbing, ovvero l'accaparramento delle acque da parte di società o di stati più forti a danno dei più deboli. Questa sera continueremo ad affrontare il problema acqua nel nostro contesto nazionale. Il titolo: Acqua pubblica, a che punto siamo a 10 anni del referendum. Al referendum del 12 e 13 giugno 2011, 26 milioni di cittadini italiani sancirono che sull'acqua non si sarebbe potuto più fare profitto. Con quel sì, tracciato sulla scheda, decisero di abrogare, almeno parzialmente, una norma relativa alla tariffa dell'acqua che prevedeva l'adeguata remunerazione del capitale investito. Togliere quel passaggio comportava niente più margine o finanza speculativa per le società che gestivano il servizio dell'acqua, le quali, semmai, a partire dalla data del referendum, avrebbero dovuto garantire un servizio efficiente a fronte di investimenti sulla rete tangibili, ad esempio nel ridurre le perdite della rete idrica. Il diritto dell'acqua potabile e sicura e ai servizi igienici, come sancito dalle Nazioni Unite nel 26 luglio del 2010, è un diritto umano essenziale, ma un diritto non si vende, semmai si tutela. A 10 anni di distanza da quella marea blu è tempo di fare dei bilanci. I numeri certo non sono confortanti. Un aumento medio del 54,4% è quello che si ritrova nel costo della bolletta dell'acqua in Italia negli ultimi 10 anni. Sono dati forniti da Cittadinanza Attiva, organizzazione no profit, ma agli stessi numeri arriva anche uno studio di Codacons. Il fenomeno della dispersione idrica raggiunge la media del 42% contro una media del 15%. Come detto, il referendum si era opposta all'adeguata remunerazione del capitale investito. Ma le cose sono andate veramente così? Perché il cittadino italiano non ne ha ancora beneficiato, almeno in bolletta? A 10 anni dal referendum possiamo dire che l'iniziativa del Movimento per l'Acqua ha contenuto la spinta privatizzatrice? Lo chiediamo questa sera a Luca Martinelli. Luca Martinelli è un giornalista, autore e attento osservatore del territorio italiano. Ha lavorato dal 2006 al 2017 per la rivista Altra Economia, con cui collabora tuttora. Scrive per Repubblica, Il Manifesto e altre testate. Cura una trasmissione dedicata alle politiche di coesione per Radio Popolare e ha collaborato con Radio 24. Come autore di libri si è occupato di consumo del suolo, di acqua pubblica e di vignaioli e vino naturale. Ha scritto tra gli altri Le conseguenze del cemento, Salviamo il paesaggio, La posta in gioco, L'acqua non è una merce. Tutti editi da Altra Economia. Attualmente cura il portale Storie di giovani impresi di Fondazione Edoardo Carrone. Esperto delle tematiche legate all'acqua, è stato troppo lungo ma ho finito. È stato tra i portavoce del comitato referendario 2 sì per l'acqua bene comune e ha svolto ricerche in ambito universitario sulla privatizzazione dei servizi pubblici. L'intervento di Luca Martinelli sarà preceduto da un filmato che ci porterà la testimonianza di padre Alex Zanottelli. Grazie. Buonasera a tutti voi. L'acqua è il bene più prezioso che abbiamo. Oggi la scienza ci dice che tutta la vita che è nata su questo pianeta è nata dall'acqua. Senza l'acqua non ci sarebbe vita. Ricordiamocelo, l'acqua è la madre della vita. Avete mai pensato di privatizzare vostra madre? È la domanda che facevo che facevo agli studenti in preparazione al referendum 2011. È la madre. L'acqua, non dimentichiamolo mai. Penso che
Qui c'è bisogno di una rivoluzione culturale dentro ognuno di noi. Purtroppo noi abbiamo una mente in Occidente che guarda ad ogni cosa attorno a noi come un oggetto da sfruttare. O impariamo una nuova relazione con le cose, con l'acqua soprattutto, o non c'è futuro. E siccome l'acqua è diventata oggi il supremo bene, ed è il supremo bene, è chiaro che la finanza vede nell'acqua l'oro blu. È finito ormai il tempo del petrolio, è sull'acqua che la finanza si farà i bei soldi, molti di più di quelli che ha fatto con il petrolio. E capite che o l'acqua è un bene pubblico, gestito dal pubblico, ma se in mano al privato, capite quello che succederà. Hai soldi, vivi, non hai soldi per comprarti l'acqua, muori. È l'assurdità totale questo. È questo che ci è rientrato da Corococcio, dalla Baraccopoli dove sono vissuto per 12 anni e dove andavo anch'io a comprarmi l'acqua con tutti i baraccati, con il mio recipiente, me lo riempivo, compravo l'acqua, la pagavo e me la portavo a casa. Lì ho capito quanto è fondamentale quell'acqua. E rientrato, sono partito subito con la campagna per l'acqua, che ci ha portato direttamente al referendum. E il grande referendum del 2011, dove 26 milioni di persone hanno votato per le due domande referendarie, dicendo sì a queste domande. La prima domanda era: l'acqua deve uscire dal mercato. Seconda domanda: non si può fare profitto sull'acqua. 26 milioni di italiani hanno detto sì. Questo è l'unico momento di democrazia diretta che il popolo ha, ma deve essere poi il Parlamento a trasformare il referendum in una legge che ripubblicizzava l'acqua nel nostro paese. Nulla da fare. Stiamo celebrando il 10° anniversario. Non c'è stato nulla da fare. 8 governi sono passati, se non mi sbaglio, di centro, di sinistra, di centrosinistra, di destra. Nulla da fare. E ricordo che anche è obbligo dei Presidenti della Repubblica ricordare al Parlamento l'obbligo del Parlamento di trasformare in legge. Né Napolitano né Mattarella l'hanno fatto questo. Cos'è che sta avvenendo? Siamo adesso davanti a un'immensa tragedia. L'acqua è già quotata in borsa a Wall Street. E se guardiamo bene quello che avviene col governo Draghi, è un bel problema che abbiamo davanti. Basterebbe guardare il PNRR per capire la politica del governo Draghi. Il PNRR prevede 4 miliardi e 300 milioni di euro per l'acqua, un po' pochini per l'acqua. Se pensiamo che almeno il 40% delle nostre tubature, delle nostre condutture d'acqua perdono l'acqua, abbiamo lì un impegno enorme da fare, cioè 4 miliardi sono troppo pochi, solo per questo. Parliamo di grandi opere, la più grande opera che l'Italia può fare è risanare queste, ci vorranno altro che 4 miliardi. Ma questi 4 miliardi purtroppo non andranno né alle riparazioni delle tubature d'acqua, andranno, ce lo dice Sole 24 Ore con chiarezza, andranno alle multi-utility del nord, questi gruppi industriali del nord, centro-nord, che gestiscono l'acqua, Acea,
Hera in Romagna, A2A in Lombardia, Iren in Piemonte. Sono queste le aziende che riceveranno questi soldi per fare che cosa? Per gestire l'acqua industrialmente, gestione industriale dell'acqua al sud, che secondo il PNR il sud è incapace di gestirsi la propria acqua, per cui sarà il nord a gestire la nostra acqua al sud, che è di una gravità questa cosa che ha fatto sì che adesso il forum abbia lanciato, e stiamo lanciando in questi giorni proprio la grande manifestazione a Napoli il 20 novembre, per dire che noi non possiamo accettare questo, è il tradimento di tutto, e senza dimenticarci che è il sud che ha grandi quantità di acqua, il nord avrà sempre meno acqua. Ricordo a tutti che già in Italia avremo fra 20 anni penuria d'acqua e 50% in meno di disponibilità idrica. È per questo che è fondamentale in questo momento davvero far ripartire un grande movimento popolare. Mi appello non soltanto a tutta la società civile, ma anche alle parrocchie. Papa Francesco è stato talmente chiaro sull'acqua. Papa Francesco ha detto con chiarezza nella Laudato Si che l'acqua non solo è un diritto fondamentale, ha detto che l'acqua è un diritto alla vita, un termine che in campo cattolico è usato solo per l'eutanasia o l'aborto. Papa Francesco lo usa per l'acqua, è il bene supremo che abbiamo. Per cui penso che anche le comunità cristiane devono fare proprio questo impegno. Dobbiamo far sì davvero che il referendum venga rispettato e che questa politica di fare dell'acqua l'oro blu non vada avanti, perché altrimenti vorrebbe dire che milioni e milioni di poveri in questo mondo la pagheranno, ma la pagheremo cara anche noi. Diamoci da fare perché vinca la vita. Buonasera a tutti, vi ringrazio per l'invito e vi ringrazio anche per la presentazione. Mi sono quasi spaventato perché la biografia sembrava lunghissima, no? Io mi chiamo appunto Luca Martinelli, sono un giornalista e ho avuto la possibilità e l'onore di partecipare con padre Alex e con tante altre persone al percorso che tra il 2006 e il 2011 ha portato alla vittoria nel referendum. Mi alzo in piedi perché le slide che ho preparato per voi le voglio vedere anch'io, quindi mi prendo questo microfono. Ogni tanto mi avvicino e mi cambio le slide, ma in questo modo le vedo anch'io con voi. Dicevo, ho avuto la possibilità di far parte di quel movimento, di quel percorso che a partire dal 2006 ha costruito la vittoria referendaria. E questo è un aspetto secondo me importante, vale la pena sottolinearlo, che c'è stato un impegno di disseminazione importantissimo e fondamentale nei territori in cui si sono impegnate tantissime organizzazioni in tutta Italia, tra cui anche le ACLI. Un lavoro fondamentale è fatto in ogni singolo comune. Tu ricordavi prima che io sono stato uno dei portavoce, uno dei firmatari della campagna dei referendum quando li abbiamo depositati nel 2010 in Corte di Cassazione, ma per me gli eroi veri del referendum sono stati quelli che sono fatti
quelle persone che erano referenti provinciali del forum e che quindi lavoravano e seguivano comune per comune. Immaginate, ora non ricordo il numero dei comuni della provincia di Bergamo, ma mi ricordo bene che in quella di Brescia forse superano i 200 e la distanza tra quelli della Bassa e quelli in Alta Val Camonica o sopra il lago d'Idro è significativa, no? Quindi l'impegno di tutti è stato grandissimo. Come diceva padre Alex nel suo intervento, purtroppo io ho messo qui una copertina, l'ultima copertina che Altreconomia ha dedicato all'acqua in occasione del 10° anniversario del referendum. Purtroppo i conti non tornano. Faccio una premessa prima di entrare su questi temi. Chi era qui la settimana scorsa con Marirosa oggi coglierà chiaramente che stiamo parlando di un aspetto infinitamente piccolo, che è quello che riguarda, infinitamente piccolo se guardiamo alle problematiche globali legate all'accesso all'acqua e alla disponibilità della risorsa idrica e di risorsa idrica di qualità, perché ci sono una serie di aspetti che sono molto più ampi rispetto al servizio idrico integrato. Io credo tuttavia che la battaglia che è stata fatta in Italia contro la privatizzazione del servizio idrico integrato per far percepire e riconoscere l'acqua che usiamo tutti i giorni nelle nostre case come un bene comune, che quindi deve essere fuori dal mercato e svincolato dal profitto, come ha sintetizzato benissimo padre Alex i 2 quesiti referendari, non sia una battaglia di retroguardia, no? Che nessuno ci venga a dire, penso anche ai ragazzi giovani che sono qua in sala, che magari con te fanno parte di Fridays for Future o di altri gruppi che si stanno impegnando in questo frangente storico, che nessuno ci venga a dire no, ma non vi cioè che ve ne frega dell'acqua che esce dai rubinetti. È un problema limitatissimo se pensiamo, che nel nostro paese stanno fondendo tutti i ghiacciai e di qui a pochi anni non ce ne saranno più, no? E in realtà qui copio le parole di uno dei nostri maestri, no? Che ha supportato il movimento per l'acqua, uno di quelli che ci ha fatto capire perché l'impegno che stavamo portando avanti era davvero importante, che è uno dei più grandi giuristi italiani, Stefano Rodotà, che appunto scriveva nel libro Il diritto di avere diritti: i beni comuni ci parlano dell'irriducibilità del mondo alla logica del mercato, indicano un limite, illuminano un aspetto nuovo della sostenibilità. Quindi se l'acqua è inteso come un bene comune negli anni in cui noi stavamo lavorando al referendum è un tema che in qualche maniera è stato riconosciuto, è diventato importante, anche perché c'è stata una economista, Elinor Ostrom, che ha vinto il premio Nobel per l'economia per le sue teorie sui beni comuni, quindi su quelle risorse che non sono privatizzabili, che non sono nella disponibilità di nessuno e che non devono essere ricondotte alla disponibilità di nessuno, perché sono proprietà collettiva o nella disponibilità collettiva dell'umanità. Quindi questo percorso, io inizio dal fondo, come diceva anche padre Alex. Primavera 2021, il referendum, perché questa è anche la domanda che ponevate nel titolo dell'incontro. Primavera 2021, il referendum che a 10 anni non è stato in alcun modo ascoltato. La volontà espressa da 26 milioni di italiani erano il 52% della popolazione del paese che ha votato sì a quei referendum. Fa quasi sorridere pensare a questo dato 10 anni dopo
quando ci sono state le elezioni amministrative che hanno visto andare a votare il 40% degli italiani e quindi hanno visto in molte delle nostre città, anche nei capoluoghi di regione, nei tanti capoluoghi di regione che sono andati al voto a ottobre, eleggere dei sindaci con il voto del 25% degli abitanti residenti. Questi referendum sono stati votati dal 52% degli italiani, dopo una straordinaria campagna di raccolta firme che aveva portato nel 2010 a raccogliere 1.400.000 firme. Ricordo che ne bastano 500.000 per proporre un referendum. Eppure è proprio tangibile il fatto che non si sia stati ascoltati. Questo calcolo, ora chi vuole leggerà tutto la pappardella che ho copiato in questa slide, che poi magari potrà essere caricata anche sul sito, però il dato che volevo identificare o segnalarvi è questo. Il Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua ha analizzato 29 piani industriali di gestori del servizio idrico integrato. In questo caso la parola industriale non ci faccia paura, è il piano di gestione del servizio idrico integrato, che è gestito in modo industriale, sia che il gestore sia pubblico che sia privato. A fronte di investimenti programmati per 13,8 miliardi di euro, gli addebiti in tariffa riferiti agli investimenti valgono 2 miliardi in più. Che cosa significa? Che anche se il secondo quesito referendario, anzi, significa che è vero che il secondo quesito referendario obbligava a rivedere il metodo tariffario, ma il modo in cui l'hanno fatto non risponde assolutamente alla logica che padre Alex ha sintetizzato benissimo prima. No ai profitti, non sull'acqua, diciamo, suona come slogan e sta bene, però no ai profitti nella gestione di un servizio essenziale come il servizio idrico integrato, che tra l'altro non si compone soltanto del servizio di acquedotto, ma tiene insieme anche due altri aspetti che sono fondamentali se si guarda appunto in senso ampio all'acqua e al territorio: la depurazione delle acque e soprattutto la gestione dei reflui, le fognature. Il servizio idrico integrato sono questi tre elementi. Quindi cosa significa? Significa che nella tariffa che è stata, nel metodo tariffario che è stato riscritto dopo il referendum, in realtà sono stati ricompresi tutta una serie di oneri a danno degli utenti che fanno sì che le aziende sostanzialmente addirittura vanno a incassare più di quanto investono. Se poi guardi a un altro aspetto, che è un aspetto dei più controversi quando si parla di servizi e di beni in concessione, è quello che nei contratti spesso viene indicato un valore residuo che è quello che un eventuale soggetto che subentra nella gestione deve pagare a chi era lì. Se ora sul servizio idrico integrato magari non lo riuscite a immaginare questa cosa qua, vi do soltanto un'indicazione, no? Un nome di qualcosa che è molto più vicino nella nostra memoria: Ponte Morandi. Vi ricordate la vicenda del Ponte Morandi e la difficoltà di togliere la concessione autostradale ai Benetton col timore di dover pagare una penale, ovvero dar loro un corrispettivo perché negli anni sulle autostrade avevano fatto tutta una serie di investimenti che ancora non sono stati ripagati dalla tariffa. Il meccanismo è lo stesso e volendo ci aiuta a capire che è un meccanismo capestro con il quale spesso
una volta che ci si infila nella traiettoria della privatizzazione non si è più in grado di uscirne, perché alla fine sulle autostrade funziona così, e anche nel servizio idrico. Quindi negli stessi 29 piani d'ambito, a fronte di oneri per investimenti ripagati in tariffa più del dovuto, era circa il 20% in più, no? A questo si aggiunge un valore residuo di 7,4 miliardi di euro. Scusate se non si vede benissimo. Si parla di un avanzo complessivo, io non userei la parola utile, di 9,5 miliardi di euro. Perché gli utili poi sono quelli che si fanno nella gestione ordinaria e quindi sul conto economico. Però in realtà possiamo dire che questo meccanismo tariffario dà un bell'aiuto per arrivare in fondo all'anno con una situazione di utili. Questa è la logica che abbiamo descritto del metodo tariffario, è quella che sta pienamente in una logica di razionalità economica. Sempre Rodotà diceva: se tutto deve rispondere solo alla razionalità economica, l'effetto ben può essere quello di un'erosione delle basi morali della società. Eh sì, perché quello che dicevamo noi 10 anni fa, quando andavamo in giro a presentare i 2 quesiti referendari, non era tanto che si dovesse eliminare il profitto dall'acqua. Quando si spiegava il secondo quesito referendario non affermavamo soltanto questo. Il secondo quesito referendario era un invito ad andare oltre, forse a costruire le basi di una nuova società. E qual è l'unico modo possibile per tenere insieme l'idea dell'acqua come bene comune e l'esigenza di garantire a tutti l'accesso a un servizio idrico efficiente? Immaginare che la nuova tariffa che si doveva disegnare dopo il referendum semplicemente riportasse gli investimenti nell'alveo della fiscalità generale, che è un tema. Alveo della fiscalità generale vuol dire che, così come ci vengono garantiti così come viene garantito il servizio sanitario nazionale, così come vengono garantiti i servizi di educazione e di formazione pubblica gratuita tendenzialmente fino ai 19 anni, fino alle superiori, e poi non più all'università, però comunque sia con una compartecipazione dello Stato, così come ci vengono garantiti tutta un'altra serie di servizi. Per quale motivo servizi essenziali quali fognature e depurazione io devo pagare gli investimenti se io già sono cittadino dello Stato e attraverso la fiscalità do il mio contributo perché lo Stato possa funzionare? Il messaggio e la richiesta implicita nel quesito referendario, lo ricordo che i referendum sono abrogativi, quindi è chiaro che non è che si può fare con un referendum, non si può scrivere una nuova legge. Però quando padre Alex diceva prima che serviva e serve tuttora una rivoluzione culturale, era questo che diceva. Noi andavamo a chiedere di riportare il servizio idrico integrato, almeno nella parte degli investimenti, nell'alveo della fiscalità generale. Invece non siamo andati proprio in questa direzione. Lo ricordava padre Alex: il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza destina alcune risorse all'acqua, poco più di 4 miliardi di euro.
Sono poche se pensiamo appunto ai dati, li hai presentati anche te Giovanni, prima, della dispersione dell'acqua, no? Immessa in rete e non fatturata. A me viene da dire che questo numero sull'acqua dispersa, che mi ritorna uguale da 15 anni, da quando mi occupo di questo tema, alla fine mi dice semplicemente una cosa, che di riparare le perdite di rete tendenzialmente non interessa, perché altrimenti nell'arco di 15 anni li realizzavi gli investimenti necessari, anche perché dal punto di vista proprio banale, in un regime tariffario come questo, se io so che il 30% dell'acqua che metto in rete, il 40% non la fatturo, io semplicemente ne carico il costo sulla parte fatturata. È lo stesso calcolo che fa la grande distribuzione organizzata sulla base delle verdure che vanno sprecate o dei beni o dei beni confezionati che vanno a scadenza e che non riescono a vendere. Caricano dato che hanno degli strumenti di gestione e controllo molto efficienti su questi aspetti, sanno benissimo che acquistano il 20 o il 30% in più della merce che serve e ne caricano il costo su quella che sicuramente andranno a vendere. Quindi non credo che ci sia tutta questa voglia di andare a riparare le perdite di rete. Detto questo, il tema vero del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è un altro, ovvero il fatto che la Presidenza del Consiglio che ha scritto questo Piano Nazionale PNRR ha l'idea che si deve superare la gestione, un quadro del comparto idrico molto frammentato e complesso. In particolare si vogliono annientare tutte quelle che sono le gestioni in economia. Cosa significa gestioni in economia? Comuni, nella maggior parte dei casi piccoli comuni, che continuano a gestire il servizio idrico integrato a livello comunale. L'elenco riguarda in particolare il sud, no? Calabria, Sicilia, Campania, Molise. Perché riguardano il sud? Riguardano in particolare il sud perché quello che era iniziato prima del 2011, noi lo denunciavamo dal 2006 e sta continuando, è una sorta di risico, una partita che stanno giocando fondamentalmente 4 imprese. Poi in Italia si è molto bravi, no? Quando si parla di privatizzazioni e di mercato, si è molto bravi a tenere alla porta sempre le imprese straniere, che è molto difficile che entrino in Italia per gestire, entrano in Italia in determinati settori. In quali settori? In quelli che sono, usando una categoria economica, monopoli naturali, e quindi in cui l'eventuale privatizzazione non è una liberalizzazione del mercato, ma è semplicemente prendere il monopolio e trasferirlo a un soggetto che non ha più interesse di garantire solo il servizio, ma ha l'interesse principale di fare utili e di garantire dividendi agli azionisti. L'ho solo guardato e invece è andato avanti. Si sono anche inventati questo concetto, Water Service Divide, che un po' arriccheggia ad esempio l'idea che magari tutti noi sentiamo di più, no? Il digital divide, sul mancato accesso in determinati territori alla banda larga. Si sono inventati questa idea di water service divide per spiegare che le imprese del nord devono andare al sud per salvare il sud dall'incapacità di gestire le proprie risorse idriche. A fronte di un'ampia area del paese collocata in prevalenza al nord e al centro, in cui la fruizione dei servizi, la realizzazione degli investimenti,
l'attività legislativa regionale, i meccanismi decisori degli enti di governo dell'ambito e le capacità, questa è scritta male anche in italiano come frase, è troppo lunga, e le capacità gestionali e di carattere industriale degli operatori appaiono in linea con il raggiungimento dei più elevati obiettivi del settore, persistono situazioni principalmente nel sud e nelle isole in cui si perpetuano inefficienze. Questa è la spiegazione di cos'è secondo loro il water service divide, e non ci dicono, non dice, questo è un documento ufficiale dell'ARERA, che sarebbe l'autorità che poi definisce le tariffe, non spiega che al sud questa situazione di inefficienza in molti casi è legata alla presenza di soggetti privati che gestiscono le acque. Penso in particolare a Sorical in Calabria, Acque Campania in Campania, Siciliacque in Sicilia. Soggetti privati che gestiscono la prima e più importante fase del servizio idrico integrato, che è quella che si chiama adduzione, ovvero hanno l'acqua nella loro disponibilità. Quindi, come giustamente diceva padre Alex, il rischio su cui si sta mobilitando adesso il Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua è quello che 4 grandi aziende del centro-nord vadano ad accaparrarsi tutta l'acqua del sud. Queste 4 aziende sono 4 aziende quotate in borsa, si chiamano Acea ed è romana, A2A ed è un soggetto bicefalo, una testa sta a Milano, l'altra sta a Brescia, Iren, un soggetto che non si sa più quante teste ha perché ha dentro le vecchie società municipalizzate di Torino, Genova, Parma, Reggio Emilia e Piacenza, e poi Era, altra società emiliana, ma che in questo caso prende Bologna, Modena e poi tutta la Romagna, e ha iniziato da qualche anno la sua discesa verso sud, lungo la dorsale adriatica, mentre l'Acea di Roma, di cui dicevo prima, occupa tutta la dorsale tirrenica, compresa ad esempio quasi interamente la Toscana, la mia regione, quasi interamente la Campania. Allora, qual è il senso del perché non, diciamo, questa corsa al grande gestore quotato in borsa non è il massimo, io dico, per i cittadini? Ve lo racconto con un breve esempio, una storia che avevo raccolto e che scrivevo nel mio libro, quello che si chiamava L'acqua non è una merce, che ho pubblicato 10 anni fa per il referendum, ed è una storia tra l'altro mi colpisce perché riguarda una persona che rappresentava nel consiglio d'amministrazione di Acque SPA, il gestore pubblico-privato che gestisce il servizio idrico in provincia di Pisa, in parte della provincia di Lucca, in parte della provincia di Pistoia, perché la persona con cui ho parlato rappresentava il comune di cui oggi io sono residente, che è Pescia, in provincia di Pistoia. E mi ha colpito perché io mi trovo nella situazione in cui io sono uno dei forse 100 residenti di un borgo a 500 metri, di un borgo medievale con le mura a 500 metri, e lui diceva, questo signore che era completamente in linea con quello che è il gruppo di potere di quel territorio, no? Quindi era un esponente del Partito Democratico, forse in quel momento c'era ancora il PDS, però comunque sia quello che in Toscana è stato da sempre il partito al potere, e lui comunque sia a un certo punto si dimise da questo ruolo e disse: ma sai che c'è? Che a questi qui di noi, delle nostre frazioni di montagna, dei piccoli comuni
soci, non gliene frega nulla. E gli investimenti su questo territorio per efficientare il servizio non ci saranno mai. E questa purtroppo è la logica con cui credo ragionino queste utility quotate in borsa, no? Oggi, preparando o immaginando alcune cose da dire, sono arrivato, non so se sono arrivato da qualche parte, però mi è venuta in mente una riflessione che non avevo mai fatto, no? Nell'arco degli ultimi 10 anni sono stati tantissimi gli esempi di ripubblicizzazione del servizio idrico. Ci sono tantissimi casi in tutto il mondo. Molti riguardano grandi città, Parigi, Berlino. Noi in Italia abbiamo un esempio abbastanza ottimale di gestione del servizio idrico integrato da parte di un soggetto pubblico. Ce l'abbiamo a Milano, Metropolitana Milanese. SPA, società per azioni, però comunque un soggetto al 100% controllato dal comune, perché alla fine gestire un servizio del genere è molto più facile dove ci sono tante persone concentrate in un luogo che non dove tu devi magari per scoprire una perdita di rete devi scavare 3 chilometri di condutture perché non sai in che punto c'è la perdita, no? E magari ci sono 20 abitazioni alla fine di quella perdita di rete, tante volte non lo fanno nemmeno. Sempre nella logica del PNRR, domani, questo per far capire come la logica emergenziale in cui si muove la società, il governo, l'amministrazione della cosa pubblica in questo momento non ci aiuta. In Emilia-Romagna l'Assemblea regionale 2 settimane fa ha votato la scelta di prorogare le gestioni del servizio idrico fino alla fine del 2027, quindi dicendo siccome adesso c'è una situazione troppo complessa legata al Covid e all'emergenza che viviamo, rinnoviamo le gestioni, allunghiamo la scadenza delle gestioni. Per questo mi piaceva far vedere anche il volantino, perché per questo il forum italiano, il forum emiliano, domani faranno un presidio davanti alla sede della regione. La partita non è vinta, però dopo 10 anni ancora non ci si è dichiarati sconfitti. Qui volevo ricordare semplicemente un dato, ma l'abbiamo già detto prima, il numero di persone che sono andate a votare. Uno dei tabù del post-referendum è stato anche il percorso legato alla ripubblicizzazione del servizio idrico integrato. A lungo si è detto che costava troppo, che ci sarebbero voluti 20 miliardi di euro. In Parlamento c'è in discussione una legge che nasceva con questi obiettivi. L'aveva portata l'onorevole Federica Daga, che è stata eletta nel 2013 con il Movimento 5 Stelle, che è una di quelle 2 o 3 persone che sono entrate in Parlamento con il Movimento 5 Stelle e che avevano partecipato con noi a tutto il percorso referendario. Però quella legge non è mai stata approvata. Tra i temi che venivano posti c'era quello, appunto, il fatto che fosse estremamente costoso. Ora il forum, tutte le associazioni credo che che abbiano l'opportunità di valorizzare le competenze dei propri associati, no? Credo che sia uno dei valori aggiunti dell'attività associativa in ogni contesto. Il Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua ha la fortuna di avere a disposizione un commercialista lecchese molto puntuale e anche molto radicale, e lui si è messo a guardare i
i valori contabili di tutte le aziende che gestiscono il servizio idrico nel nostro paese, ha scorporato quelle private, totalmente private, ha visto quelle che sono pubblico-private, ovvero tutte quelle, il valore di tutte quelle in cui il capitale è oggi misto, no? In parte di proprietà dei comuni, in parte di proprietà di soggetti privati, è arrivato a questo dato. Per comprare le quote societarie di tutti gli azionisti privati detenute da soggetti privati bastano tra 1 miliardo e 1,5 miliardi di euro. E quando dico bastano, è ovvio che uno può dire è una cifra amplissima. In realtà mediamente è 1/30 di una manovra finanziaria e soprattutto se noi guardiamo a questa cifra in relazione alle risorse, ad esempio, che arriveranno nel nostro paese con il PNRR, è una cifra ridicola. Quindi cosa manca a 10 anni dal referendum per realizzare la volontà espressa, dal mio punto di vista, con il primo quesito referendario? La risposta credo che sia proprio banale, ed è la volontà politica. La volontà politica di realizzare quella rivoluzione culturale di cui parlava padre Alex. Anche perché, questa è un'altra copertina di Altra Economia, marzo 2009, anche perché se noi andiamo a guardare, vi ho parlato prima delle 4 utility quotate in borsa, 2A, ACER e IREN, 2 dati, questo è un pezzo del 2019, quindi un'analisi del 2019. Tra il 2010 e il 2016 si è passati, cioè gli investimenti sul MOL, sul margine operativo lordo delle società, prima valeva il 58%, poi il 40%. Vuol dire in pratica che rispetto a quanto ricavano, margine operativo lordo, queste società investono molto meno. Ma non dovevano i privati essere quelli che investivano di più per ridurre le no. Secondo elemento, gli utili prodotti da queste società per oltre il 91% sono stati distribuiti come dividendi. Gli utili, i profitti, non restano, cioè anche le cooperative, come le forme societarie cooperative, possono fare utili alla chiusura del bilancio. Le cooperative hanno però l'obbligo di reinvestire gli utili in azienda. Quindi se una cooperativa fa utili, mediamente alla fine dell'anno poi mette una parte degli utili diventano nuovo capitale sociale e un'altra parte viene invece accantonata in un fondo che viene usato se magari negli anni successivi ci saranno degli anni in cui le cose vanno meno bene. Qua siamo di fronte a una situazione in cui le aziende distribuiscono utili. Remo Valsecchia, il commercialista di cui vi parlavo prima, ha guardato a tutti i bilanci di A2A, la utility qui lombarda. Dal 2008, anno di quotazione in borsa, al 2018, A2A ha distribuito ai soci 1,9 miliardi di euro contro 1,1 miliardi di utili realizzati. Quindi A2A ha dato ai soci più degli utili. Come ha fatto? Ha prelevato la differenza dalle riserve e ha ridotto il patrimonio netto. Quindi vuol dire che l'azienda è meno solida perché è diventata una sorta di bancomat per pagare dividendi agli azionisti. È questa la logica dentro cui il servizio idrico integrato non può stare, dal mio punto di vista. Prima padre Alex, e chiudo, nel senso passo la parola al dialogo, prima padre Alex ha detto una cosa che io non avevo messo nelle slide ma che adesso vi spiego. Quando ha detto che l'acqua è quotata alla borsa di New York, in realtà la cosa è forse ancora più grave,
perché l'acqua, intesa come società di gestione del servizio idrico integrato, è quotata anche alla Borsa di Milano. Quello che è successo a New York a dicembre dello scorso anno è stata la quotazione in borsa del primo future sull'acqua. Quindi quegli strumenti speculativi legati alle scommesse degli investitori finanziari sulla disponibilità futura o meno di una commodity, normalmente è grave anche quello, riguarda il prezzo dei beni agricoli, no? Il caffè, le banane, il cacao. Adesso i beni prodotti i beni estratti nelle miniere, adesso tocca anche l'acqua. E la cosa per me interessante è che contro questa scelta, contro questa logica, si è espresso anche il relatore speciale delle Nazioni Unite per il diritto all'acqua. Per fortuna che ci si rende conto che si è proprio superato ogni limite. Grazie. Grazie mille Luca, hai dato davvero molti spunti interessanti, uno in particolare a cui mi allaccio per ampliare un attimo il discorso. Hai parlato di mancanza di volontà politica e proprio in questi mesi stiamo assistendo a diversi appuntamenti internazionali riguardo che hanno come focus la crisi climatica, il cambiamento climatico. Prima c'è stata la Youth Cop e la Pre-Cop a Milano a fine settembre. Nei giorni scorsi c'è stato il G20 a Roma, in cui sotto la presidenza italiana, quindi tra People, Planet e Prosperity, il tema era appunto il clima e il contrasto alla crisi climatica. E poi in questi giorni c'è la COP26 a Glasgow. Questo perché? Perché non si può dividere il tema dell'acqua da quello della crisi climatica. Grazie. Sia perché, per esempio, il diritto all'acqua è uno degli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU, obiettivi che non vanno visti uno separato dall'altro, ma vanno visti insieme, quindi 17 obiettivi che vanno visti appunto insieme e anche che sono complementari. Non si può parlare di diritto all'acqua senza parlare di riduzione delle disuguaglianze, senza il contrasto alla crisi climatica, senza il diritto alla vita. Quindi il tema dell'acqua a livello globale, ma anche a livello poi nazionale, c'entra fortemente con la crisi climatica. La domanda è: che prospettive vedi riguardo alla COP26 di Glasgow e forse un passaggio prima è come si lega appunto l'acqua alla crisi climatica? Non so se... Io continuo con questo. Allora, grazie intanto per queste domande. Credo che ci siano tanti modi, no, di legare l'acqua alla crisi climatica e appunto ne abbiamo, ve l'ho detto all'inizio, adesso entriamo in un microsettore, potevamo prenderne anche uno ancora più piccolo, 11 miliardi di litri d'acqua imbottigliata ogni anno nel nostro paese, ma per me anche questo è un elemento centrale. Tanti anni fa con Altre Economie e Legambiente lanciammo la campagna Imbrocchiamola per il consumo di acqua di rubinetto anche nei ristoranti e contro l'uso abnorme di plastica inutile per metterci dentro l'acqua. E quindi ora allarghiamo lo sguardo ed è ovvio che se guardiamo anche soltanto alle cronache del nostro paese nelle ultime settimane ci rendiamo conto che il tema dell'acqua è strettamente legato a quello dei cambiamenti climatici. Stamattina ho intervistato per il Manifesto, uno dei quotidiani con cui collaboro,
Carlin Petrini, fondatore di Slow Food, in merito alla COP26, e lui mi diceva: se 30 anni fa mi avessero detto che in Italia sarebbe arrivato un uragano, io avrei detto a chi me lo diceva: ma sei scemo. E in realtà adesso è arrivato, e quello che è successo soprattutto in Sicilia nell'ultima settimana ci dà conto, o è uno degli elementi che ci danno conto di come un paese come il nostro sia sempre più alla mercé degli eventi estremi, che spesso hanno a che fare con l'acqua, perché possono riguardare o piogge straordinariamente intense, quindi un eccesso di acqua, ma che in Italia sempre più spesso riguardano, pensate anche solo all'estate del 2021, all'estrema siccità, quindi ai giorni consecutivi senza pioggia. È un tema di disponibilità imprevedibile dell'acqua, che si lega anche a quello che sta succedendo in particolare con il ciclo della neve, che è direttamente collegato ai cambiamenti climatici, quindi l'innalzamento della frontiera della neve, che non è più presente con tanta frequenza e con tanta capacità ai 1500 metri, ma che si è già alzata ai 1700 e 1800. Quindi sono strettamente collegati per questi aspetti. E poi, se lo guardiamo al di fuori dell'Italia e pensiamo allo stress idrico che vivono tantissime popolazioni, tantissimi paesi, ma che probabilmente presto vivrà anche gran parte del sud dell'Italia. Quindi il tema della disponibilità d'acqua senz'altro è direttamente collegato per tanti aspetti agli effetti al riscaldamento globale, quindi all'effetto dei cambiamenti climatici. Purtroppo, per quel che credo o per quel che vedo da semplice osservatore, cronista che legge e che scrive di queste cose appunto spesso sul manifesto, per cui ho seguito Youth for Climate e la pre-COP di Milano, e adesso sto provando a seguire anche da qua il vertice di Glasgow, mentre Marirosa, chi l'ha vista la settimana scorsa, è là, e quindi magari se la seguite sui suoi canali social riuscite a capire anche dal dentro cosa sta succedendo ai negoziati. Purtroppo non credo che ci siano buone prospettive, no? Rispetto ad affrontare in maniera seria la crisi climatica. A me, al di là di quello che uscirà, no? dalla conferenza, a me hanno colpito 2 rapporti che ha pubblicato l'UNEP, l'Agenzia ONU per l'Ambiente, nell'ultima settimana, quasi fossero in preparazione all'appuntamento in Scozia. Il primo, che secondo me è quello che proprio mi annichilisce, è un rapporto che guarda i paesi del G20 e alle loro prospettive di crescita nella produzione di combustibili fossili. Sostanzialmente hanno studiato i piani nazionali dei paesi del G20 per quanto riguarda l'estrazione presente e futura, quindi anche nuove ricerche, di petrolio, carbone e gas metano, perché anche se ci dicono che il gas è il combustibile della transizione, io credo che il gas fossile è fossile, no? Quindi non lo è, insomma, stanno tentando di costruire uno storytelling di questo tipo, ma è una fake news. E tutti i paesi dei G20 stanno già programmando un aumento della produzione, di continuare a cercare nuove risorse fossili fino al 2040. E non abbiamo capito quindi che abbiamo, perché ce lo dice l'IPCC,
fino al 2030 per invertire la rotta. Anche perché, sempre l'altra settimana, forse hanno dato tutti il meglio aspettando l'inizio della conferenza della COP26, è uscito anche il rapporto annuale della World Meteorological Organization, quindi l'agenzia ONU che si occupa di guardare, di osservare l'atmosfera. E cosa ci ha detto questo rapporto? Ci ha detto che anche nel 2020, nonostante le emissioni globali siano diminuite, mi pare di circa il 6% a causa del Covid, ovvero per il fatto che in tanti paesi ci sono state misure di lockdown, contrazione della produzione e quindi le emissioni sono diminuite, ma nonostante questo la concentrazione della CO2 in atmosfera e di metano in atmosfera è aumentata. Questo cosa significa? Significa che anche il giorno in cui andremo a contrarre in modo significativo e sistematico e non casuale, come è successo nel 2020, le emissioni, perché questi cambiamenti si riflettano in un effettivo abbassamento della pressione dei gas climalteranti sul clima, ci vorranno anni, perché alla fine quello che si chiama effetto accumulo è più lungo e persistente del dato puntuale. E allora, dato che non abbiamo nemmeno all'orizzonte ipotesi di riduzioni serie delle emissioni, probabilmente è davvero difficile che ci siano risultati che ci mettano speranza. Grazie. Grazie no, perché no, non nel so senso una nota pessimista. Per essere un pochettino più ottimisti, premesso che anche a Bergamo in queste ultime estati nel nostro territorio abbiamo visto come ci sono stati diversi eventi estremi, diverse grandinate, diverse alluvioni. In Italia sono state quest'anno più di 1600, quindi vuol dire più eventi estremi al giorno, e queste sono conseguenze della crisi climatica nel nostro territorio. A proposito di territori e di effetti della crisi climatica sui territori, negli ultimi anni ti sei dedicato a esplorare un po' delle esperienze positive, in questo caso nei territori soprattutto rurali dell'Italia, soprattutto le aree interne. Hai scritto anche un libro che si intitola L'Italia bella dentro. Ci vuoi parlare di questi tuoi lavori, di queste tue, posso chiamarle esplorazioni, rispetto ai territori di margine, chiamiamoli così, del nostro paese, e come questi esempi possono essere una risposta dei territori rispetto alla crisi climatica? Premesso che senza delle misure globali di mitigazione e adattamento rispetto al tema della crisi climatica, e senza dare aiuti ai paesi più colpiti dalla crisi climatica, che sono i 3 grandi obiettivi della COP, non si va da nessuna parte. Ma quali sono le risposte dei territori che hai incontrato? Beh, allora, intanto grazie per questa domanda. Sì, io negli ultimi anni mi sono impegnato per un po' proprio lavorando nella struttura della strategia nazionale per le aree interne, quindi il programma della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che era stato promosso da Fabrizio Barca, che è stato vostro ospite a Montefedi qui qualche sera fa, per affrontare, quando nella sua mente visionaria, perché io lo giudico questo, Fabrizio Barca iniziava a affacciarsi il tema delle disuguaglianze, no? Che poi adesso è anche declinato che adesso appunto sta portando avanti con il forum, e che in quel momento declinava sulla questione delle disuguaglianze territoriali che riguardavano l'accesso ai servizi. E noi, diciamo, parliamo di acqua, no? Quando mi sono affacciato a quel contesto lì, venivo anche dal pensare che quando si parla almeno negli ultimi anni, gli eventi estremi più disastrosi
del nostro paese legati all'acqua, alluvioni, spesso riguardavano i due lati dell'Appennino. L'Appennino è una catena che, insomma, a differenza delle Alpi, che sono sempre un confine, no? Con la Francia, con la Svizzera, con l'Austria, con la Slovenia, l'Appennino è la catena che taglia il nostro paese da ovest a sud, e allora uno si rende conto che la maggior parte, che tantissimi eventi estremi che ci ricordiamo, l'alluvione di Genova, l'alluvione di La Spezia, l'alluvione di Parma, l'alluvione di Piacenza, riguardano il territorio dell'Appennino spopolato. E questo ci dice che questi territori sono dal punto di vista diciamo così degli effetti dei cambiamenti climatici, che in questi territori gli effetti dei cambiamenti climatici sono, se possibile, amplificati dalla mancanza di persone che si prendono cura o che si prendano cura del territorio. Ci sono delle risposte positive che non sono, secondo me, quelle che abbiamo sentito raccontare sui giornali nella primavera del 2020, no? Il lockdown e alcuni soloni dell'architettura che dicevano che tutti sarebbero tornati a vivere in campagna, nelle aree interne, che sarebbero state abbandonate le città, che le città dovevano adottare i borghi, senza alcuna considerazione della situazione reale che vivono i contesti giustamente descritti come marginali. Il tema vero è che in questi contesti marginali vivono 13 milioni di italiani, quindi ancora più del 20% della popolazione, e allora non li si può considerare davvero marginali. Quali sono gli aspetti positivi che si possono trovare in questi territori? Senz'altro ci sono molte persone che stanno lavorando sugli aspetti legati ai servizi ecosistemici, ovvero al fatto che in questi territori potremmo realizzare, perché adesso non è realizzata, una gestione efficiente del patrimonio boschivo, ad esempio. In questi territori si potrebbero realizzare dei sistemi di produzione e consumo di energia locale e interamente da fonti rinnovabili. Quello che abbiamo provato a fare, o che prova a fare la Strategia Nazionale Aree Interne in questo ambito, come in tanti altri, è l'aspetto legato alla sperimentazione di pratiche che poi potrebbero diventare politiche. Che poi potrebbero diventare politiche, ovvero la sperimentazione di pratiche virtuose che poi potrebbero essere assunte nella programmazione ordinaria. E io ho visto e ho provato a raccontare nel libro tante esperienze interessanti in ambiti diversi, che non riguardano soltanto l'agricoltura e il turismo, che spesso sono i primi elementi che vengono visti come attività che si possono fare nei territori marginali, ma ce ne sono anche tante altre esperienze che sono legate all'integrazione dei migranti, allo sviluppo di filiere locali. Ce n'è una che è particolarmente interessante, secondo me, che riguarda la creazione di un condominio forestale, e che ha a che vedere con un condominio forestale. Significa che tutti gli attori della filiera del legno si sono messi insieme per arrivare a valorizzare il legname di foreste dell'Alta Carnia.
dove per valorizzare intendo dire che c'è certo chi si occupa di edilizia sostenibile e che senz'altro è meglio usare il legno per costruire le case che non il materiale estratto dalle cave, come ce ne sono tante qua in provincia di Bergamo, ma che ad esempio da questo legname certificato sono stati ricavati da 2 liutai dei clavicembali, quindi c'è tutta una filiera per valorizzare il legno in un paese in cui anche il legno che è il legname che è stato abbattuto 3 anni fa dalla tempesta Vaia in larga parte è purtroppo rimasto sul terreno proprio perché non c'è ben più la capacità né industriale né artigiana di trasformarlo, no? Non ci sono segherie e poi eventualmente non c'è la capacità di assorbire quella massa di legno da lavorare e si preferisce importarlo lavorato da altri paesi dove magari anche gli standard di gestione forestale non sono gli stessi del nostro. Non so se ti ho risposto in questo caso, ma era molto difficile in relazione alle aree interne toccare proprio questo aspetto qua. Non so se tra il pubblico c'è qualche domanda da porre al nostro relatore, magari c'è lo spazio e il tempo per farlo se volete. Vediamo. È sempre il momento più difficile. Vediamo se c'è. Vediamo se non ci sono domande, non so, vedo che non ci sono interventi. Ringrazio di cuore il nostro relatore Luca Martinelli e Grazie a voi. e le domande di Francesco che ha arricchito la nostra serata. Con questa sera chiudiamo questo ciclo dell'acqua. Il quadro che è stato dipinto purtroppo, ahimè, non è dei più sereni e dei più tranquilli, questo è vero, però da una parte è meglio conoscerle le cose e più le conosciamo più deve risvegliare dentro di noi un'attenzione maggiore su questi temi e quindi una sensibilità, perché poi nel nostro piccolo penso che tutti possiamo fare qualcosa. Sì, credo anch'io, grazie per questa chiusura, perché viviamo in una società estremamente complessa in cui, come ricordava anche Francesco, tutti gli elementi sono correlati l'uno all'altro e non è possibile, cioè ha senso per quanto magari alcune informazioni o alcune indicazioni siano anche di quelle che appesantiscono il nostro quotidiano, è più opportuno conoscerle che non ignorarle, soprattutto se vogliamo essere o diventare dei soggetti attivi nella società civile, nel contesto in cui viviamo. E grazie a voi per l'invito davvero e a tutti voi che avete ascoltato, spero davvero che sia stato all'altezza delle vostre aspettative. Grazie.